Questa vaina è fatta con s'aggiudu della Regione Autonoma de Sardegna, in prentas 2024-2025, lei della Regione 22 del 2018. Beni torrausu e beni torradasa, hai gustato più non de boca voci. Sa mandata in lingua sarda, chi vuole di donare voci a chi ne di scioperau de bifi, tra ballai e friccai in Sardegna. Questa gita si transeu sui locus differenti de sa Sardegna, accanto a sa sguidatura dei moradori est insidiendis comuns pitticus. Eus passau un scantu de subregionis storicas de Sardegna, Gerrei, Marmilla, Gaddura e Meilogu, posi contai su sentidu de resistenzias, i bideas annoasa e su sentidu de comunidadi de Armungia, Morgongiori, Cheremule, Bortigiadas e Montiglioni. Questa piddas, manca sianta combattendi stentus mannus, funti puru locus de vida manna e bideas annoasa. Eus accontai commentis comunidadis dei locus siant rispondendi a questa penoria de nascimentus, concordendi progettus ca si smerant a pondivai torrai de mortus e locus issorus. De su torrai caballu e is costumanzias de sa cultura a sa promozione de is accadimentus chi indifainti accugliai i visitadoris e finzas ai bideas noas de lauranzia ca faidi ad sostenni e a sa cooperazione intra dei moradoris. Ogni comune tenidi un'istoria de contai, po mesu de arregionadas e testimonianzias, eus a donai voci a chi ni esti traballandi chenza de si fadiai mai, po poderai biu su sentidu de comunidadi e po pesai unu benidore in mellus poi generadas noas. Armungia è sa bidda più pictica di tutta la provincia di Sardegna. Seu pagos, de uns cant'annos seus perdendo abitanti, po mori de emigrazione, po mori del fatto che la gente è sempre più vecchia, non nasce più pipiedus. È una zona accanto al suo traballo è sempre stato vago, zona de pastoris, de massaios, de minieras pure, ma da quando poi hanno serrato le minieras la gente ha cominciato a si fuiri. De 50 anni saida nostra pitichendi sempre de brusu, ma se su cicchendi de andare innanti. Ho fatto musei, ho cercato di vai a arrivare a gente, per conoscere la storia nostra, con suo raggi, in mezzo a Saida, uno dei spagonuraggi si conservato all'intro di una ida, e questa storia è importante del migliore sicuro. Che fu nasciuto in Bidda nel 1890 e che poi fu sempre a raccapiare la saida nostra. Giois Lusso fu di me da prospettica di isso, fu del 1912 e il sapuro arrivata in Sardegna e poi in Armungia pure nel 1944 fu un poco diventata sarda e armungesa il sapuro e a posto di Samote di Emilio Ussu fu di stata proprio issa con me da giovus de Ida, a cominciare a fare convegni, a mostras, a pizzo di Emilio Ussu. Si può dire quindi che la Ida nostra già de me da incominciare a ciccare con sa cultura pure di tornare a pesare. In moi pure seus conoscendo gente che arriva da strangios, stranieri, che arrivano da vita, mancai 20 omicidi a Petticas, omicidi in suo centro storico, in Perda, che disispracenti. Vidas accanto si può apprezzare finché c'è questa tranquillità, il suo silenzio, l'aria buona che c'è. E quindi siamo cominciando a conoscere l'arrivo di gente strange pure, e questo si può dire da fiducia e allegria pure.
Poiché i sarmungesi sono abituati a ricevere sa gente, sono accoglienti, sono abituati a fare festa, è una comunità che accanto si intende, di come in tanti BDG da Pittica di Sardegna, se si parte di una comunità. Temos, per amore per gusto, temos un bell'avetto, per il futuro e per chi ha da venni. E per la nostra, naturalmente, possiamo pensare poi in un futuro che si tornano a pensare come comunità integrata. No? Poi è difficile pensare che questa vita possa tornare a crescere come gente, come abitanti. Sì. Per amore per gusto è importante cercare di arregionare come comunità disintegrata, poi servizi, per tante cose, la vostra cultura lavoro. Ma in vita esatto, San Miniera adesso su Ergio è un bellissimo museo che stiona della storia dei minatori, della San Miniera, è gestito della propria cooperativa, la cooperativa Canto Traballueo. E se uso weekend, proprio in questa gita, ho inaugurato una mostra fotografica a pezzo del suo paesaggio, del suo territorio, del suo Gerrei, con iniziativa di AICI a cominciare a regionare possa parte di questa cultura pura come territorio integrato. Posso che penso io, in miniera che hanno cominciato la propria attività in seconda parte del 1800 non hanno cambiato un meta significante a queste comunità. Ci sono stati cambiamenti, ma sono parlate a comunità dei pastori e dei massai prima di tutto. Ci sono stati cambiamenti importanti, posso chiedere l'economia di questi territori, ma fonti miniera che hanno seguito a Varraio Pretta a vincere a metà del 900 e quindi poi comunque come antiserrao queste comunità hanno cominciato a perdere abitanti. Quattrocentos abitanti in Sabidda e un altro tanti sprazzinausu mes 22 frazioni. Bortigiadas esti una bidda territorio e forse sicuro po gusto esti un unicum in su panorama des comunus sardusu. Seus in Gallura, a manco de 10 km de Dempiu, ma gusto esti un altro mondo, cussu de sbiddasa, fatto de gente con nomini e sangunau. In noi sa storia de unu, con contentesasa o da borisi, esti puru gusta dessa comunidadi. Non ci oli nuda dove comprendi, basta da un giro po' sa bidda, po' biri sa vita de ogni dì e plus che tutto po' fai una giacciarrata con sa gente. Non c'è sti disconfianza, ma attenzione po' s'attru. Basta da tenni un paghetto del sentito e ognuno di narrare una parte dessa vita sua e de questo mondo che pure in noi tiene di norma suasa, che non funti tanti difficili si dell'igi. È una bidda che dona l'attenzione ai settotto, po' custodiare e difendi sa cosa sua, e che insomma a tessi tempo su depidessi stimata come una cosa spantosa e rara. Commenti ai ricordo su che ognuno de noso si vota da vatto in ogni luogo, ma chi appustisi, tutto si impari, tornano a potai a sincumenzu de dotto. Bortigiadas si ponidi a 450 metri di altitudine in mezzo a monti che arribano a 20 millimetri, castiendi un territorio isterio a orienti de sul Rio Coghinas e de Dempiu, con caratteristiche geologiche de importo umano. Difatti si ospitata del 1984 su Museo Mineralogico, con 800 esempi de mineralisi che rappresentano 250 calidadisi, che arrivano a bruschettotto de Sabidda, ma pure de altri territori sardusu. Poi si questiona su galluresu, ma vinzas a sa mitadi de su secolo passau sa lingua viada su logudoresu. S'economia è fatta a pizzu de su traballo de sa terra. In noi agattausu meda bingiasa, difatti in questa terra si produce di su vermentino de gallura. Non c'è sti scetti s'agricoltura, ma pure s'allevamento, s'artigianau, sa cultura dei spadentisi, s'ospitalità rurali. In Sabidda, is arrugas strintasa si moviti in giro de sa gresia de Santo Nicola de Bari, fatta in su 1607 con su granito beni posto in sa facciata e con sa copertura a pinnetto. Ma su simbolo de sa devozione de sa gente è donato pure de altra 6 cresiasa,
Totusu in su centru de sa bidda. Seusu in una bidda assetiosa e traballadora, fatta de gente boa, e gustu arrenesceusu a du comprendi bene puru in questo momento aici delicau e difficili de sa storia. In noi giovunus battinti, calincunu d'orrara, ma vunti sempre plus pago gustus chi ollinti abarrai in noi, in sa terra dei babbus in soru. I festas avviant e vunti ancora un'occasione po esti tottus in pari, ma con plus pago genti e tutto prusu difficili. Su Carrasciali, prusu de Atrasa, esti una festa con unu sentidu votti in sa genti, bivia in maniera simpli e con pregi umanu, con sa volontà di arriri, de si spassiai e de duvai con sa comunidadi. Seus benius imbortigiadas in una dì de dolu po sa morte de unu cittadinu connottu e stimau. In questo momento su tottu sa bidda si vrimada, tottu sa genti e strinta accanto de sa famiglia de su mottu, e azia da in attu, in su gelu, unu calici po sa memoria sua. Sicuramente, in su matessi logu in noi puru issu, un dì ia da festau, o forse ia tentu tristura, pensando ai spagu sicurezza de sa vita. Questo pimpirino de vita, chi sa sotti nostra sa donau, esti una testimonia precisa de su chi ollinnai a bivi in una bidda. Torrai pure in momento su de tristura commenta a custu, teniri unu sentido de importu umannu, chi no è pagu cosa. Ollinnai a rispetto, attenzione po is famiglias e po sa comunidadi. Essi una maniera de bivi und unu sentido votti. Poita e noi, commenti eusu già in au atra ottasa, e commenti nos esti stetti unau puru in atra occasionisi, in isbiddasa sa genti deni di unu nomini e unu sangunau. No essi un'umbra chi passada, o uomini a chinzau in uno cappotto chi si movidi neis disi fridasa de ierru, e de chini nisciunusu sciri nudda. Queremmo essere una idda minoredda, una idda bella però, a me piace che meta, mancare sia giovane a poter di stare in noi con sa famiglia, con i suoi amici, devo tripaglio in tattari però ogni dia viaggio, può tornare in noi. Io penso che ad essere difficile meta chi non anda gai, però noi giovani se dobbiamo fare qualche cosa, non possiamo fare chi anda male, sa cosa. Dobbiamo porre tutto l'impegno che possiamo fare per mandare avanti questa cosa, siamo il pago, forse oramai manco batto 100 persone. Io non vi via, ma la gente non è che queremo in un periodo contagliata a 1000 abitanti. Io ho pensato una cosa, da poi del Covid, che gente meta si che torna a sabida, che hanno compreso che sa tranquillità e sa paga non sono per forza cosa male. Io credo che gente meta si che tornare a sabida a breve. Queremo essere un'oasi, si può definire. Abbiamo Sabinetta, su Monte Cucuruddu, che è bello meta, su Dippiri. Abbiamo Diesi a Facca, a 15 km, so che è da più manna chiamo a Facca. Grazie a Dio che noi appoggiamo il meta a Diesi. Abbiamo su Nuraghe Sant'Antine, a pochi chilometri. Manca su Tripaglio, la gente è costretta a si andare. Su Tripaglio è la maniera di poter abitare in noi. Poi potrebbe essere bello e tutto, però se non va a Tripaglio purtroppo siamo costretti a viaggiare, a fare carattere. Io sto bene, io Tripaglio in Tattari, è una grande una idamanna, una ramos. Però io sento quasi la necessità di tornare in noi. E non ricco sono anche in noi, sono ricchi in noi e devo tornare in noi. E il noi. Noi siamo il puntende meta, non so dove, non so. Siamo su, devo fatto, su comune mi occupo dei sport, sul valore dei sport, non so giovane, bisogna investire su questa cosa. Con il quadro che gioca a pallone
è diventato un punto di riferimento in tutta la zona. Giovani di tutta la ida a Facca, bene le noghe può giocare a pallone con noi, ed è una cosa meravigliosa. Questa cultura è un'altra maniera di fare aggregazione. Noi abbiamo un'associazione importante in Bidda che opera in questo settore da 30 anni, che è il Sucoro de Gremule, è un'associazione importante, poi valorizza in tutta la maniera possibile e immaginabile la tradizione de Gremule, come questa di Sachida Santa, come il canto tradizionale di Gutaida. Su saldo è come italiano, a me la gente va da solo su saldo ancora. Capita in certa domo che tu entras e si fa da solo su saldo. Io penso che questa idea come Gremule mi viene da mente come brutta che sta facca, tenere moltissimi problemi di Gremule, come tanta altra vita in Sardegna, che è possibile che ha da finire gai, ma la responsabilità di noi sì. Questa cosa ha da andare male, se noi non poniamo tutto l'impegno che possiamo porre, può fare in modo che invece andare in un'altra maniera. Come amministrazione stiamo lavorando in ottica futura. Ecco, non possiamo pensare solo a OE, ma dobbiamo pensare necessariamente a casa. Sa questione che torna ogni volta è sempre sa propria. E dunque è questo su scopo del suo viaggio nostro. Su spopolamento è un danno che pure in noi, in Morgongiori, ha disbudiato i domus anticas de Verda e Basalto, ha portato a forasa i generazioni dei giovani e ha lasciato una vita cui sbecciusu, chi depintesse assistisu e dengausu commenti su valori brummannu. E pure quest'otta, proprio dei chini e plus innantisi con i sannusu, è usagattau su sentido e s'essenza dessa vita. Sa ricordo vrimmu dei lottas politicas e sociali de su passau. Cussas che funti stettias bonas a ponni in pari sa gente con su territorio, ma pure con un sentido de spera po tutto gusto che pode di succedi oggi. Con sa coscienza che sa mattessi spinta, su mattessi impegno che si via da donau in su passau, po ridesse al regotto dei generazioni noasa. Non funti energias perdias, ma esti una linfa che vai cresci e donara volontà e sentido de resistenza ai schibi vinti in noi. Morgongiori in mes ultimus 50 anni ha perdiu brusu de sa mitadi dei abitanti, calausu de 1300 a manco 600, ma i sottisi de sa bidda podinti ancora pigai una via del riscatto. Funti scursus e ricursus storicus. E chini si narrara che appustisi dei saziadas a brusu difficilisi non podi di commenzai unu cammino pru lepiu, pru spagu istrobosu. Andendi vo sa bidda, chistionendi con sa genti, con giovani su imprenditori si torraus in sa terra dei babbusu, ma pure con amministratori de su tempu passau e de su tempu nou, no eus mai intendiu su vueddu resa. Esti una storia de passioni, de difficultadisi affrontadas e bintas totus in pari. De camminus de crescita de sa comunidade che in su passau tenia da questioni differenti e chi ha di sempre ciccau sa manera de vai cresci sa cultura e s'economia. E berusu, oi si sfidas a punti differenti, ma su chi serbili e chi vodi fai sa differenza un volta ancora, esti su mattessi spiritu, sa mattessi dempra chi sa gattata in su passau. Certo, is difficultadisi non mancanta, si cicca da de garantire i servizi su brusu de importu traballendo in pari con atrus comunus, ma sa volontà di donare a questa bidda unu presenti e unu benidori è fotti meda. A pago chilometri su de Ales, sa bidda de Antoni Gramsci, in noi sa regionara a pizzu su de sommini ed è sa capacità di tretto a tretto de podi cambiare un destino che pare già iscritto. Morgongiori sa gatta da indunu costau de su parco de su Monte Arci, una prenda naturale che vai di batti de gusto territorio, tutta a giro ci funti montisi, creccusu e ligi de seculus meda. Una bidda che castia da su territorio scampioso e a ricco de montisi può agattai una via del riscatto. Custu esti summari chi depidessa valorau con su trekking, attivitadisi fattas proprio per portare innantisi una maniera de vai turismo senza pressi. Un turismo fatto proprio per cercare di ottenere una castiata internazionale. E proprio per questo mira sempre de brusu ai sbiddas, a cussas brusu pitticcas, in noi sa natura è sempre amparata e difendia.
Morgongiori deniri un'identità precisa in sa cultura gastronomica. Illo righittasa, una pasta frisca con sa forma di aneddu, che a 5 mensu di augustu deniri una sagra con nota meda. Un prodotto che ha pure portato a Oberri uno scanto de pastificcius artigianalisi, che produsinti e vendinti puru a forasa de sa Sardigna. S'arruga de sa torrada e drucci, e dona la conforto commenti una mirada in gustu logos incantosos de sa marmidda. Torrantamenti scarasa de sa gente che eus attopiau, in manus che eus strintu, ma puru de prusu, iscontusu de s'impignu che d'ogni addiri potata a innantisi sa gente che resistiti in gustu logusu. Con sa coscienza de essi contau e de olli contai ancora, con s'intenzioni de non lassai su passu. Ho deciso di andare in questo paesino, in questo appagadomo, che rende un modo per mi sanare dai certo dolore che ha papito, da una separazione familiare. Quindi ho cercato il posto più bello, ho bisogno di acciappare un luogo speciale, un luogo che mi ha eredato questa possibilità di tornare a nascere, su vero senso di parola. Conoscevo questo luogo dai anni meta, a partire dai nostri amigos, colleghi, tante persone, e ognuno è stato affascinato, è stato incantato di questo appagadomo, ma soprattutto dai suo luogo, dai suo lago, dai lughe, dalla bellezza speciale, incantata di questo paesino, che ha avuto una storia importante che è un sorretto di un castello e tante altre cose veramente importanti, tipica salda, ma tipica de Soddorias, che va in parte della storia nostra. E quindi ho comprato una domo ezza, una domo antica, una domo fatta in pietra, come potete vedere, e tuffu, una pietra umida in un certo senso, quindi potevo risanare la domo, potevo fare tanto travaglio, per la poter sistemare, per la poter rendere un luogo adatto per mi riprendere, per aiutare a me stessi. E in questo modo aiutare a figlio mio, a acciappare una serenità, a acciappare un modo per riprendere una vita e tornare a cominciare. Il paese è veramente interessante, è un luogo veramente interessante che ha tantissime possibilità. Intanto ad un lago sotto questo monte, un monte di tuffu, un monte bianco, un monte veramente speciale che sotto sul monte è tutta canta tracchitte, quindi è tutta pietra rugia. Sopra questa pietra rugia bisogna il tratto di calcare che sono veramente interessanti, pieno di cioccolato, di fossili di ogni tipo. Quindi già è una cosa di fescia. E poi ogni manzano si forma da una neula che è causata dai suo lago, che è proprio a soppese del suo paese, una neula che pare nuese, che non raggiunge mai la punta del suo paese. Dai tomo ogni manzano a mezzo sul baccone e mi pare di essere sopra Sannuese. È veramente un posto speciale, un posto che dà proprio un senso di pace, ma soprattutto di bellezza, una bellezza unica, una bellezza che hai bisogno di recuperare, che questa bellezza dà sempre una sensazione di pace. Questa bellezza che secondo me si potete ancora valorizzare che in questo paese è un paese medievale, un borgo medievale, e quindi secondo me questa medievalità è andata recuperata. Sa domos andano fossi ristrutturata, si battono un progetto che la potete
restaurare e rendere in pedra, a mostrare questa pedra, che la domus antica, sul Medioevo, fu tutto in pedra, senza intonaco. E questa pedra è bellissima, è una pedra speciale, che sono falesia. Ogni dia cada turistas, turistas tedescos de altre nazioni, che si appiccano sopra questa falesia e si divertono medesimo. Questo manzano, a Sacchime Manzano, ha pinteso gente passente, ha pabelto sul baccone, ha poi questa 3 persone attrezzate, pronte a fare questa arrampicata. E poi belte sul lago che si può veramente valorizzare. Bisogna sul fianco del monte, che un tempo fu tutto quanto fruttetto, come purtroppo è un buco, ma questo fruttetto forse si può recuperare. Insomma, sono sicuro che questo paese possa diventare un centro di attrazione unico, un centro di attrazione non per tantissime persone, ma per persone speciali, per gente che ha ganas di ricostruire, che ha ganas di tornare a vivere. Un'altra cosa importante è che questo paese è collegato, è vicino a Salighera, vicino a Tattari, vicino a tanto centro. E sa cava di tuffo che sono, pare teatro naturale, hanno un'acustica unica. Una questa cava ad una parete crollata, e la parte crollata data a suo tramonto. Quindi è veramente una cosa unica, una cosa particolare. Secondo me, concerto a meta, festa a meta possono essere fatte sinoghe. Meta turista da Salighera che è sovraffollata, possono proprio passare a Monteleone, si può creare un collegamento per valorizzare ancora più questo borgo e consentire proprio una ripopolazione che secondo me può essere importante, una ripopolazione della domus abbandonata, che a metà domus abbandonata che veramente meritano un interesse, un restauro importante. Un restauro che può aggiungere bellezza a una bellezza già importante che è. Il suo lavoro mio è un segno all'università, il suo lavoro mio ha fatto riunione meta pure a livello internazionale, con il Canada, in America, in tanto posto, in Sud America, in Giappone, in parte diversa dell'Europa, in Asia. Devo dire la verità che non sento proprio la lontananza e la mancanza. Posso lavorare benissimo dai domo, anzi, se questo mi permette di essere ancora più efficiente, di lavorare, di lavorare ancora mezzo. E devo dire la verità che quando ho fatto questa riunione, se questa persona in noi vivo mi preguntano di questo paese, tutto quanto sono affascinato da questa bellezza proprio di questo luogo. Su Tripaglio, cioè, potendo lavorare online, ho pure fatto lezioni, ho visitato un professore in tante parti proprio sul mondo, ma pure ho fatto 7 lezioni in Tattari. Posso incontrare i studenti, oltre a me, sono laureando mio, hanno bisogno di aiuto mio e non si possono muovere, che dai tanto paesi della Sardegna o dai continenti, e tanto mi vedono proprio di mi poter incontrare online, e questo rende il suo lavoro ancora più veloce, ancora più interessante. Quindi, a parte che è vicino a tanto centro, come Tapana di Sara, Salighera, Tattari, eccetera, però questa possibilità di avere un internet veloce, un collegamento veloce, questo poter permettere qualunque cosa, qualunque tipo di lavoro. Il figlio mio è un ingegnere, lavora in Padova, e io lavoro online. Solo online, e isso mi ha raccontato che tutti i programmatori che lavorano con isso, che sono a dipendenza sua, lavorano online dai differenti nazioni, dalla Polonia, dalla Germania, eccetera. E isso Mattessi lavora proprio dai domo. Quindi questo tipo di attività
più tecnologica, come è proprio una frontiera nuova che può permettere al luogo come ente culto di essere valorizzato ed essere vivido, che in noi si vive veramente. Io sto intendendo, ad esempio, più gente che si portende il suo paesino, il suo borgo. È vero che va da uno spopolamento, che sono giovani, tendono a si candare, ma forse non è nato, questa tecnologia nuova, forse è possibile tornare a vivere, ma soprattutto è questo tipo di vita che fa un comodo, è troppo frenetica, è troppo veloce, abbiamo bisogno di non rifugiare, di acciappare una soluzione proprio a questa frenesia che non si è fatta impazzire, che ci crea tutta una serie di problemi. Io sono uno psicologo, conosco questo problema che questa persona sana e su bisogno che ha questa gente di tornare a vivere, di tornare a una tranquillità. Quindi non sono perfettamente convinto, sicuramente su Galus, su spopolamento belle, però si può arrivare a un punto in cui si può fermare e forse sul paese della Sardegna si può ripopolare. Sicuramente non dai Saldo e via, ma dai gente che viene dalle altre regioni italiane, e forse pure dalle altre nazioni, come sta succedendo in certi paesini, a Pinteso de Pago, in Ozieri o in altre zone, non solo pro turismo, ma proprio per vivere una vita diversa, una vita più sana, una vita più naturale. Poi pure eu uso acabau, Deus dorro grazie a cose che come sempre, e si pia uso saci da chiene di con un atto più nu e poca voce. Chi come sempre si fa di prageria, si sinallai eventus o che alcuna questione che pensai si balla da essi contata, scrivesi una lettera su già su bogaboci.tv sicuro@gmail.com. Poi nos si uso in noi, plus che altro, poi intende sa voce de vosotros.